Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo a Sant'Orso in provincia di Vicenza. Qui ero già stato e vi lascio qui la scheda o nelle schede finali del video che ho fatto a Villa Rossi e al Giardino Jacquard, che racconta la storia dell'anificio Rossi, e oggi sono qui a visitare l'Oasi Rossi. Quindi andiamo a vedere cosa potete trovare venendo in questa oasi, in questo parco. L'Oasi Rossi a Sant'Orso è un bellissimo parco attrezzato, ideale per le famiglie e per chi cerca un po' di relax immerso nella natura. Arriviamo all'ingresso, facciamo il biglietto e subito entriamo nella Serra delle Farfalle. Che umidità, ragazzi, è una cappa dentro qua. Ovviamente potete visitare questa serra dove ci sono le farfalle libere e poi un grande parco dove c'è il trenino, potete venire a fare picnic, postazioni, barbecue, ristorante, bar. È un'oasi proprio dove la gente viene a passare la domenica. E dopo la Serra delle Farfalle troverete un'area dedicata agli insetti. Il parco è veramente stupendo. All'interno c'è un ristorante, ci sono varie panchine per i vostri picnic, potete fare il giro in trenino del parco. Esplorando il parco troverete vari ponticelli da attraversare. E questa è la mappa del video che ho fatto a Villa Rossi. Qua vediamo il parco che è stupendo, specialmente in autunno, e poi tramite un sottopassaggio si passa alla villa, quello che ne resta, col suo parco anche dietro. E troverete vari punti dove poter cucinare le vostre grigliate in compagnia. Potrete vedere da vicino, per la gioia soprattutto dei più piccoli, vari animali.
Ovviamente non vi ho mostrato tutto, vi lascio il link sotto in descrizione per prezzi e orari. E adesso ci spostiamo di circa 9 km e andiamo in centro a Thiene per visitare il suo castello. Ed eccoci in centro a Thiene per visitare il castello. Quindi dai che andiamo! Il castello di Thiene è una meraviglia architettonica che si trova proprio qui in provincia di Vicenza. È uno degli esempi più significativi di villa veneta del 400 e presenta una struttura fortificata con torri merlate, proprio come un castello, ma con l'eleganza di una residenza signorile. Al suo interno possiamo ammirare affreschi straordinari e un arredamento d'epoca che vi porterà indietro nel tempo. Venite! Wow. Spettacolare! Il castello fu costruito per volere della famiglia Porto agli inizi del 400, trasformando un preesistente edificio fortificato in una residenza signorile. È una dimora che ha mantenuto intatto il suo fascino nel corso dei secoli, pur essendo stata concepita come un simbolo di potere e prestigio per la famiglia. Beh, che dire, veramente impressionante la bellezza di questo salone. Nel tempo ha ospitato illustri personaggi e ha conservato intatti i suoi tesori d'arte. Al suo interno potete trovare affreschi di Bernardino India e Giambattista Zelotti, allievo del Veronese, e tutti i suoi arredi sono originali. E adesso entriamo nelle scuderie. Un ambiente unico e magnifico. Al suo interno si trovano 32 stalli. E adesso passeggiamo per il parco che è di 12.000 metri quadrati. Ovviamente per conoscere bene ogni angolo del castello vi invito a visitarlo e vi ricordo il link sotto in descrizione per tutte le info. E questa è la grotta. Proprio dal giardino del castello si vede la cupola del Duomo di Thiene. Quindi il nostro giro finisce qui, usciamo per le vie della città
e raggiungiamo il Duomo di San Gaetano in Santa Maria Assunta. E il video di oggi finisce qui, spero vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nella prossima esperienza. Saluti da Tiene, ciao!